Passiamo allora subito al terzo intervento. Vorrei invitare Pietro Spellini. Lui viene da Villafranca in provincia di Verona, e quest'inverno abbiamo avuto modo di sentirci. Lui ha un casolare straordinario, ma su questo casolare ci sono 5 antichi orologi solari. È venuto fin qua a spiegare questa unicità che è proprio nel nord-est. Grazie di essere venuto. Grazie, buongiorno. Cercherò di recuperare un po' il tempo perché ho visto che il tempo è. Io vengo da Villafranca di Verona. Villafranca di Verona è una zona di confine tra Verona e Mantova. C'è una curiosità: da Valetto a Villafranca a Novarolo c'è un muro che è il più lungo muro d'Europa di difesa, una specie di muraglia cinese, un po' ridotta, grande muraglia cinese. E la corte che vedete è stata restaurata, si sente o no? Adesso sì. La corte che vedete è stata restaurata nel 1700. Nel 1739 è stata acquistata da una famiglia nobile di Verona, certi Betti. Il figlio del proprietario di questa è stato il fondatore dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, che è la più antica accademia italiana. L'Accademia di Lincei è stata fondata l'anno dopo. Era un erudito. Che cosa ha fatto? Ha fatto dipingere la sua corte con quello che poteva essere l'erudizione del tempo. Nella chiesetta ha messo una bella pala d'altare. In quel momento era stato santificato San Giovanni Nepomuceno, protettore dei fiumi, e è stato santificato 500 anni dopo la sua morte. E nel quadro, che non sappiamo ancora di chi sia, c'è il Ponte Carlo, perché San Giovanni Nepomuceno era di Praga. La corte nella sua ristrutturazione ha inglobato questa colombaia che era precedente, che era questa, che era la colombaia del 600. Le colombaie in quel periodo non avevano questa finestra perché questa era di pertinenza di Colombi. Il muro era di 65 cm a quell'altezza lì, e l'entrata di Colombi avveniva non diretta ma con una S, in modo da evitare il vento. I colombi entravano, i rapaci avevano un po' più di ritegno ad entrare. Il primo piano era del proprietario e aveva una scala retrattile, perché anche allora il pericolo dei ladri, anche nel 1600, era una cosa che era importante. Vi dirò di più un'altra curiosità, perché visto che i ladri sono solo negli extracomunitari, no? E venuti con i barconi, nel 1739, quando il Doge ha dato il permesso di costruire la chiesa, ha detto, su relazione del parroco di Villafranca, sì, vi lascio costruire la chiesa lì perché è in loco a Concio e c'è un alto muro, vedete, che tiene lontano dai ladri. I ladri c'erano anche. Allora, veniamo un po' alla nostra cosa. Questa corte, nella sua immediata vicinanza, è stata trovata una fornace che è identica alle fornaci romane che ci sono a Verona. Ha preso il nome da questa fornace. Faccio velocemente. Poi sono state trovate delle tombe. In una tomba c'era questo corredo, l'ha trovata la sovrintendenza, e vicino alla tomba hanno trovato un mucchietto d'ossa che erano del cane. Hanno sepolto cane e padrone vicini. È una curiosità, scusate se va bene. Questa è la parete delle Meridiane, non è la casa padronale, che è quella a destra. La casa di fronte non è, purtroppo, non è orientata esattamente a sud, è declinata a levante molto di più della meridiana che abbiamo visto prima.
La curiosità qual è di queste meridiane? È che sono 5, una diversa dall'altra. Riportano il modo di concepire o di guardare le ore che c'era presente in Europa in quel periodo. Quindi vuol dire che c'era un erudito che sapeva un po' di tutto. Andiamo avanti. L'ora che c'era in quel periodo, cos'era l'ora che aveva stabilito la Repubblica Veneta? Il Doge, ancora nel 1400, aveva stabilito che il giorno finisse alla sera. Perché? Perché alla sera si interrompevano anche le guerre, cioè cosa che noi facciamo fatica a capire. Come tramontava il sole, nessun cavallo andava per la strada. Se volevi andare per la strada andavi a piedi, ma non ci vedevi, non avevi la possibilità di vedere, quindi al tramonto del sole bisognava fermarsi. Il sole col suo tramonto chiudeva il giorno. Questa era la filosofia per cui allora questa è la foto in originale. Ho cercato di renderla un po' più capibile inserendo nella fotografia le ore. Se il tramonto del sole segna l'inizio del giorno successivo, evidentemente a mezzogiorno siamo tra le 18 e le 19, dipende dal giorno, quindi ore variabili. La gente era abituata, ma per noi è una confusione da morire, è chiaro, perché il mezzogiorno non è alle 18 o alle 19 o alle 17, a seconda di quando parte, perché se è d'inverno che alle 5, alle 4 e mezzo c'è chiaro, il mezzogiorno è alle 19, se è d'estate il mezzogiorno è alle 16, quindi è variabile in questo senso. Questo è il modo, secondo Goethe, molto bizzarro che hanno i veneti di contare le ore. Cerco di non essere troppo logorroico. La successiva è, prima ho detto che è declinata, vedete, è declinata l'ora per poterla portare l'ombra nel posto giusto. Cosa hanno fatto? Hanno preso l'ognomone e l'hanno spostato. L'ognomone dovrebbe essere, se fosse la parete orientata esattamente a sud, l'ognomone sarebbe in testa alle ore 12, giusto? Invece è spostato e l'ombra arriva giusta alle ore 12 sul segno verticale. Questa meridiana, nata a Norimberga, si era diffusa in tutta la Francia, in tutte le zone del Reno e verso l'Atlantico, diciamo. E come giustamente ha detto prima, no, il mio predecessore, sono state praticamente imposte da Napoleone, che ha fatto un editto cancellare tutte le altre meridiane. Qui si vede, per fortuna, o perché c'era un potente, allora era meglio evitare di andare a litigare con i potenti, o perché se le sono dimenticate, sono rimaste tutte. Queste ore fisse, le ore 12 sono sulla verticale. Qui ci capiamo meglio, è simile a tutte le altre meridiane che abbiamo. Le 12 e via. Vedete che è declinata perché la linea equinoziale è inclinata anche, no? La linea equinoziale, qui abbiamo la bilancia, questo segno zodiacale dei gemelli è molto così a fantasia. Questa è una meridiana, purtroppo c'è la cosa della gronda che abbiamo portato via, dovevo sistemarla, ma in modo preciso. Si intravede l'ombra dell'ognomone qui, vedete? Questa è stagionale. Se
L'ognomone su una parete, cioè un bastone che esce da una parete, fa un'ombra lunga se siamo d'inverno, fa un'ombra corta, scusi, fa un'ombra lunga se il sole è alto, quindi se siamo d'estate, fa un'ombra corta se il sole è basso, e quindi se il sole, non so se devo dire queste cose che voi siete maestri, non lo so, ve lo dico così come con semplicità. Quindi più il sole è alto, più l'ombra si avvicina a questa linea, più il sole è basso, più si avvicina alle linee superiori. Chiaro? Quindi in questo senso è stagionale. Ecco, le due linee che dovrebbero segnare le due stagioni. Questa è una meridiana che è portata da Carlo V nei suoi possedimenti, e gli imperatori allora erano imperatori per modo di dire, perché chi comandava veramente erano i vari principi, gli imperatori erano soprattutto di nome, no? Ma aveva delle zone dove comandava di più, Praga, Budapest, ha portato queste meridiane, che sono le meridiane babilonesi. La meridiana babilonese segna le ore dal sorgere del sole. Il sorgere del sole porta il nuovo giorno, quindi il mezzogiorno va alle 6, alle 7, alle 5, anche questa è un'ora variabile, mentre le ore ultramontane francesi che abbiamo visto prima sono ore fisse. Chiaro? Fisse o variabili dipende da quando si comincia a contarle, dal momento in cui si comincia a contarle. Questa è la particolarità, è una meridiana di tipo veneto, completata da alcune linee mancanti, con su delle linee che consentono di leggere le ore della luna, e questa è una rarità assoluta, perché non ho notizie di meridiane lunari piane, ma meridiane lunari su una parete non ci sono, non ho notizie. Ma avevano detto che c'erano a Greenwich. Ho parlato con la direttrice del laboratorio di Greenwich, dove hanno un museo, se siete interessati alle meridiane, hanno circa 500 meridiane navali, di quelle piccoline come quelle che c'è un signore qui che le fa, di tutti i tipi, sono quelle piccole tascabili che portavano in giro con le navi. A meridiane grandi non ne hanno. Avevano una meridiana fatta nel 1943 da uno scienziato polacco, che era una meridiana lunare. Questa meridiana lunare era stata fatta sul legno in riva al Tamigi e senza l'ombra. Praticamente è stata distrutta. Hanno adoperato l'ognomone per fare un'altra meridiana in occasione del giubileo di diamanti della regina Elisabetta, l'hanno inaugurata, mi hanno mandato le fotografie. Quindi l'unica meridiana di cui si aveva notizie in internet che è di essere meridiana lunare non c'è più, quindi l'unica è questa. Il problema qual è? Supponiamo di leggere che l'ombra della luna ci consenta di leggere le 18. Per poter sapere che ora di notte è, dobbiamo sapere l'età della luna, cioè il sistema è, non parlo per gli gnomisti, gli gnomisti che conoscono meglio di me le cose, parlo per quelli come me che sono degli appassionati senza essere degli scienziati. Il Sole si muove all'interno della nostra galassia, della nostra Via Lattea, la Terra lo segue, quindi la sua orbita non è su un piano, ma è su un'elica, giusto? La Terra gira attorno al Sole in modo da fare un'ellisse, e il Sole è uno dei fuochi dell'ellisse. Scusate, mi viene la parolina.
Stanotte sono andato a letto tardi perché abbiamo fatto la festa in corte nostra, quindi mi ho fatto alzare presto, sono ancora un po' in coma. Allora, la Luna poi, la Terra gira attorno, allontanandosi leggermente, parliamo sempre di piccole cose, rallenta, tornando indietro, accelera. Che cosa succede? Che dovremmo sempre, già in antichità avevano capito questo discorso, il Sole non ritorna dopo esattamente 12 ore sullo stesso punto, ma a seconda delle stagioni, rallentando, accelerando la Terra, arriva anche 14 minuti prima o 12 minuti dopo. Statisticamente durante l'anno è preciso, però c'è una tabella che regola tutti, in tutti i libri che avete, anche là ci sono queste tabelle che sono già pubblicate da centinaia di anni, nei libri che ho visto io del 500 c'erano queste tabelle che davano lo spostamento, di questo era un primo discorso. La Luna aveva bisogno di alcune non precisioni. Perché? Perché ritorna il giorno dopo con un'ora di ritardo, non proprio un'ora, ma diciamo un'ora di ritardo. Quindi la sua ombra non è mai nello stesso posto, alla stessa ora, ma si sposta di una traccia verticalmente. Quando comincia a leggersi? Quando fa ombra. Se la guardate questa sera è uno spicchietto piccolissimo, non fa ombra. Bisogna che sia almeno metà luna, cioè un quarto di luna. Col primo quarto riesce a fare ombra. La vediamo fino in fondo? No, perché spostandosi di uno ogni volta, a un certo punto esce dal quadrante. Quindi noi lì vediamo le ore della Luna per pochi giorni al mese. Chiaro? Le ore 18 Veneta, età della Luna 15 giorni, età della Luna, cosa vuol dire? Quanti giorni sono passati dal giorno in cui è nascosta completamente dal Sole ed è l'oscuro di Luna. Ritardo 48 minuti al giorno, 48 minuti per 15 giorni sono 720 minuti, cioè 12 ore, quindi l'ora rispetto al Sole è le 6 venete corrispondenti alla nostra mezzanotte. Non so se è chiaro questo sistema. Quindi in questo modo riuscivano a avere l'ora della Luna. Quindi questa è una realtà assoluta, perché evidentemente in Francia non c'è una meridiana veneta con sulle ore lunari, chiaro? Questa è una meridiana veneta con qualche cosa che consente di leggere le ore di notte. Finisco con l'ultimo quadro, di cui esattamente non so ancora l'interpretazione, perché può essere, e purtroppo è così, e com'è ve lo faccio vedere. È un erudito. Questo erudito ha riportato quello di cui accennavo prima, cioè lo sbaglio giorno per giorno, mese per mese del ritorno del Sole nello stesso punto, oppure è un quadro perché in quel caso dovrebbe dare i 30 giorni del mese, ma non ci sono 30 giorni, non ci sono 30. Vedete, ammesso che questo sia un mese, se guardate gli spazi non sono 30. Allora mi stavo domandando che sia un qualche cosa che serve a interpretare la meridiana vicina, che è quella lunare. A questo punto sono ancora fermo, non sono ancora riuscito ad arrivare in fondo. Io spero di avervi dato una cosa veloce. Questa è la nostra chiesetta,
vi dicevo, il quadro sopra l'altare riporta, non so se si vede, in questa zona qui c'è dipinto il Monte Carlo. Ho cercato di recuperare il tempo perduto prima, ho fatto male, no? Se avete qualche domanda sono qua.